Buonasera, voglio, eccoci qua. Eccoci qua, tutto a posto, no? Sì, tutto a posto, no? Pensavo che non si... che, vabbè, mo parte la voce a me, no? Voglio dire perché stavolta ci mettere a culo, scusate, a YouTube, perché mo si sentirà la mia voce che devo interrompere. Ah no, mo si sente, mo che per esempio mo sono preparata... Ah, eccola qua. Aspettate un attimo. Ah, fa un ecco qua, ci ha messa a culo, scusate perché voi come avrete visto le ultime dirette mi parte la mia voce diciamo, in contemporanea mentre sto parlando parte la voce a me in differita, no? Essendo che io apro due siti per cercare di vedere i commenti da una parte e dall'altra fare vedere vabbè, cazzo, perché è un cazzo difficile molto da spiegare effettivamente se non state da questo lato qua è un po' difficile da spiegare. No, con voi fa proprio un video dove vi faccio vedere questa cosa che purtroppo capita tipo da un mesetto che non tocca e cala la voce, un po' a che l'altra pagina che apro di YouTube che mi serve a leggere i commenti perché proprio non te lo permette YouTube, cioè tu dici, ah, tu sei quasi negato col computer, io sono molto negato col computer, però fino ad arrivare ad abbassare la voce, di premere un cursore qua vicino a YouTube ci arriva ancora. Però purtroppo questo cursore YouTube non ci sta più perché YouTube, la mamma YouTube, ogni tanto piglia e fa questi cambiamenti inutili che purtroppo dobbiamo accettare perché è lei che comanda e quindi questo è quanto. Dopo, comunque passiamo ai saluti. Stasera non sono aiuto di Messignà, quindi li leggerò dal telefonino. E vabbè, comunque a chi ha già salutato a Lorenzo Calò che purtroppo tu tutti i bot, io mi scuso veramente con te perché sono proprio veramente una casa caduta. Tutte le volte Lorenzo mi dice, Cero, mettete che quella medaglia che ti ho portato al raduno, quella medaglia del Super Sandro. E io puntualmente tutte le volte mi scordo di mettere questa medaglia. Proprio veramente mi sono mortificato Lorenzo, ma proprio tengo una capi di merda che veramente non riesco mai a ricordare su fatto. Tu però fai bene ogni volta a dirmelo perché prima o poi me lo devo ricordare. Domenico Iade Rosa, saluto pure lui. E poi ci sta più. No, chi se ne non mi salva. Marianna Iodice pure la saluto. E Michele Centanni che ha fatto pure una poesia coppa mamma YouTube che non posso leggere perché è piena di parolacce. Poi ci sta più Valentina Catanzaro anche saluto. Angelo, come si chiama? Angelo Muzzillo, saluto anche lui che ci sta guardando, Luigi Esposito, Salvo Sibillo e Mary Oliva, che dice che stasera non si può vedere la live e che proprio se la vede sempre meglio, figuriamoci, comunque la saluto nel caso se la vedesse differita. Gaetano Piacente, vabbè, chi se so chi là che stanno qua, poi chi devo salutare più, qualcuno mi ha mandato un messaggio. Danilo Tammaro lo voglio salutare, poi c'è sta Nicola Bencivenga che della pagina Forza come cazzo si chiama, dell'account Forza Napoli, che tutte le volte che ci stava lui è anche uno dei primi a commentare, però stasera non ci sta e quindi lo saluto. Poi c'è stato Riccardo Simonetti, Sebillo Giacomo, che tanto piacente ci ha già salutato, e chi ci manca più, non mi ricordo. Penso che questi sono, anzi, mo avrei qualcuno che si mi scorda troppo per se dice, io mi scordo, non mi piace dimenticarmi di salutare. Ah, no, Antonio Pannella Riccardo, scusami, Antonio, grandissimo, hai cielo stasera, se mi saluto anche a fine l'opera, scusami Antonio, io per poco, ma mi scusavo il saluto, ma anzi, Antonio che stava quest'anno a Baia Domizia, che mi fa piacere che si vede la live, e chi si sta diciamo faccio anche gli chiacchiere che Antonio a spiaggia di Baia Domizia, dove stavo a lavorare sono stato a lavorare per una quindicina di giorni. Allora, chi ci sta chiuso? Salvatore Romano, pure qua, Luigi Montieri, e chi ci manca? No, credo che non ci manca nessuno più. Vabbè, comunque andiamoci a vedere invece chi sta collegato su YouTube. Allora, chi c'è sta? Licmo Bassone, grandissimo, lo vedo già. Buonasera, Cerro. E buonasera va a chi Lu Grinal, chi ne i short di cavallo, veramente, fai più schifo a me. Licmo Bassone e cavallo ramame YouTube. Vabbè, grandi complimenti come ogni sera alla madre di YouTube, questo suo personaggio che oramai è odiato da noi. Domenico De Rosa dice buonasera Cero e buonasera a tutte le case cadute della diretta. E visto il servizio delle Iene, ieri era mozzarellona, cacchiu e che mozzarella pare sezzone e battipaglia, sì, perché si sta riferendo a
vabbè, sicuramente lo sapete, penso la maggior parte di voi, a quella tizzacchiona che si chiama Lucia Javorcekova, qualcosa del genere, perché poi che sta qua è slovacca, cioè questo cognome un po' così, che praticamente le Iene hanno fatto cacciatizza foto, in pratica, perché questa è una cosa che è nata da una pagina che ci sta su Facebook che si chiama Commenti Memorabili, che praticamente andava a commentare sotto le foto di questa qua e diceva che era scizza foto, no? Che questa si fa queste foto provocanti, no? E qui però non si vedevano mai zizza, allora tu quando esci, escile, che è diventato una cosa, un hashtag molto famoso su internet, cioè, come si dice, un po' a Facebook, proprio per questa cosa qua. A botti dice esci, che sto per la caccia di zizza fuori, e a ir però alle Iene, e quindi per questo pure oggi rimandata live, no? L'ho fatta oggi, perché oggi stiamo quando ci avresti fatto questo che caccia fuori, quindi magari a finire che si faccia live sono solo io Cocco Guaglione che mi segue, ma la maggior parte siamo quasi tutti maschi, non, cioè, poi ci sono pure qualche ragazzo, però siamo quasi tutti maschi, si sta a finire tu anzi in lei, a bere che ci sta fuori e sono soli come noi, quindi meglio che rimando, anche se poi ieri, mentre mi voleva le Iene, perché la questa caccia di fuori la caccia da avuto delle 11 e mezza più o meno, quindi avremmo potuto fare anche la live tranquillamente, e invece no, vabbè, non fa niente, la prossima fusso cazzo, aspettiamo anche il calcetizio perché la potevamo fare la live. Vabbè, comunque c'è stato questo timore di stare da solo nella live. Anthony Galleota, leggo addirittura, yes, frate a me, roba un caffè, una sigaretta, ma questo che Fabrizio Cerone che sta diretta. E sai come sta roba, ma appartiene, partecipa a sta diretta che ho titolo non noten. Buonasera fabbricante Anthony, grandissimo Anthony Galleota, che saluto. Anthony fa sempre rap, cioè quando parla, pure quando hanno il processo, non so, io me lo immagino lui anche nelle situazioni più così, sta sempre a fuori rap, no? È un grande Anthony. Gianni Omega, buonasera Fabrizio, ci sono anche io dopo una lunga assenza, è vero, Gianni Omega mancava da un bel pezzo, di solito però è sempre stato presente nelle live, Gianni, vabbè, ma io me lo ricordo pure su Facebook, commenta, mi ricordo il suo nome, ma è sempre rimasto impresso, tu lo sai perché già l'ho detto in qualche detto, Omega crea una costellazione, crea una cosa tipo del Rucil, Omega, che cazzo, non so se suo cognome due veramente, comunque, un cognome particolare, vabbè, Vale Catanzaro, buonasera a Fabrizio, a voi Case Carute e pure alla stanza pure, Salvatore Buono, Ocero, buonasera a te, un dentifricio 3,80 €, ogni volta mi aprite questa piaga che io ogni volta mi scordo, ma appunto a me sta con questo scommetto che mi riapre questa ferita che ancora non si è rimarginata, che io cerco di dimenticare, però ogni tanto me lo ricorda, 3,80 € il dentifricio comprato a Corfù all'Anime di Stravecchi. Vabbè, comunque andiamo avanti, rinnoviamo un po' i commenti. Lorenzo Calò, quella foto che ti feci vedere in chat del manifesto elettorale di Ugo Ponti sul ponte della metro di Cavalleggeri era solo un caso singolo, e infatti me la ricordo, era appunto questo politico che si chiama Ugo Ponti, che è un manifesto proprio Coppo Ponte, vabbè, secondo me era fatto apposta. Comunque, vabbè. Andando verso Coroglio, lo stesso manifesto si trovava su un ponticello della vecchia Italsider, vicino a una spiaggia libera abusiva. PS, la foto che ti feci vedere la scattò un mio amico. Non penso che l'abbia fatta apposta stu ponti perché voglio sperare che è stato un gioco di parole, una sua furbizia che diceva io mi chiamo Ponti, mi metto un coppo ponte, agendo un noto su fatto e quindi magari riesco a farmi notare, no? A farmi pubblicità perché poi i politici, soprattutto in campagna elettorale, penso che si trattava di qualche campagna elettorale, questo doveva fare. Anna De Matteis, ce lo saluta Chiara e Sara D'Albero, sì, molto volentieri. Sara D'Albero me la ricordo pure perché sta ancora a Facebook, ce l'ho, perché mi ricordo, c'ha gli occhiali, c'ha i capelli castani più o meno. Sì, la saluto. Lorenzo Calò che dice Anna De Matteis ti vogliamo bene ma pure io voglio bene a voi che mi fa piacere che state vedendo pure la live. Lorenzo Gallo, quella foto che ti feci vedere in chat del manifesto elettorale, infatti Ugo, no, sto generando lo stesso, lo stesso commento, me l'hai mandato io. Salvo Sipillo, anche io purtroppo ho saltato le ultime live, ma siete mancate. Vabbè, Salvo, ma non c'è problema, noi siamo sempre qua tutti i lunedì, lunedì o martedì, perché può capitare come questa cacciatizza fuori, e quindi capitano queste cose. Anche se vi dirò, sono un po', sto pensando un po' di non lo so, di farla il martedì la live, però non sono sicuro di perché lunedì so che fa le Iene, allora magari pure a me mi fa piacere di vederlo,
comunque, casomai ditemelo pure voi qua, facciamo un sondaggio, no? Se avremmo fu martedì, se avremmo fu lunedì, perché o martedì di solito in date non fanno cazzo, no? E prima era il lunedì che non faceva niente, invece mo questo fatto delle Iene, magari uno dei più piacere a sapere le Iene, anche se vi dirò, mo è un fatto mio soggettivo, ieri mi ho visto le Iene, ma boh, non mi piaceva più prima, pare che già stanno più più Medeo, che facevano pariare, che facevano le cose, ecco. Non ci sta più, come si chiama, quello là, Angelo Duro, che pure faceva pariare. Pare che quando una cosa va buona, in questo programma delle Iene, pare che la levano, una cosa strana, però così mi sembra, vabbè. Chi è? A Xing Ittica si chiama così. Cioè, sta facendo, sta giocando il nome. Forse un Napoli, lui dice, forse il T9 ti ha fatto scrivere il nome. Comunque sì, il Napoli voglio stare quando Napolez e io non voglio tutta la seccia su lì, però vabbè, diciamo che io c'è una cosa che compagno c'è su Napoli, vince, con Chievo e ha vinto. E mo io contro, non mi ricordo, rimane con Napoli, non mi ricordo contro chi. Comunque se vincesse anche la partita di domani il Napoli, secondo me un Napoli, chissà, veramente mai come questa volta, secondo me un Napoli può vincere lo scudetto. Vince no, perché purtroppo sta facendo la Roma che sta andando, che purtroppo è una bella squadra, c'è poco da fare. Però un Napoli secondo me chissà se la gioca, come non mai, come veramente non mai. Vincenzo De Lucia, buonasera Cerrone, buonasera a tutta la famiglia di sparagnatori seriali, sì, perché oltre ad essere case cadute noi siamo anche dei grandi risparmiatori. È sempre un piacere iniziare una settimana con voi, guardate l'educazione di Vincenzo Lucia da notare, perché vedi, saluta a me e saluta voi e poi e dice che è un piacere iniziare, quindi c'è sempre grande educazione in questa live, a me fa sempre molto piacere anche dirlo, perché è bello. Salvo Sibillo, voi Gianni, come stai? Che state possa parlare, non so su chi cazzo possa parlare, vabbè, a volte vi parlate anche fra di voi, nelle là. Infatti Gianni risponde, non ci potremmo lamentare, salvo a te tutto a posto. Scattano anche delle parlate private fra di voi, a me fa piacere se fate amicizia, anzi meglio così. Di solito si fa la guerra, e poi sotto i commenti si fanno sempre guerre, ecco. Invece qui c'è stato tutto fatto di amicizia che a me fa molto piacere. Vale Catanzaro, ormai siamo una family, una famiglia, scusa, ormai è family, ma facciamo in inglese che ci sta invadendo. Ormai siamo una famiglia, solo che poi non ci delle gioco. La Happy Family, o c'è Stevalo Family, delle case cadute. Tony Stelom, c'è una cosa che sta giusto, non però veramente siamo arrivati a un punto che non si possono leggere più. Buonasera a tutti, ma soprattutto a che la grande casa caduta impregnata e casato cola e c'è Rolbel. Insomma, questa casa caduta impregnata di casato cola, pure bello, pure una bella immagine. Allora, Lorenzo Calo, 1. Chi fece la traduzione della parodia di Breaking Ball? Parlo dei sottotitoli in inglese, però mi sembra strano che ma sembra una casa caduta si traduca I feel jaded. Cioè, vabbè, questi sottotitoli della parodia di Breaking Ball li fece mia moglie, però ti premetto che non li sono cioè perlomeno da quello che scrivono sui commenti di YouTube, che ho letto sui commenti di YouTube, cioè dicono che nulla, cioè, ma pure un compagno mica che sta in Inghilterra, ma che l'ha tradotto manca a Java, che no, cosa molto probabile perché mia moglie non è che è inglese, però era in quel momento storico era la persona più adatta a tradurre questa canzone e quindi la tradusse lei alla meno peggio. Effettivamente non è tradotta in maniera proprio fedele perché vai prendere, non so dice così come hai detto tu, ma si dirà in qualche altro modo. Io non non ti posso aiutare perché non ci parla manco italiano, a malapena so parlare italiano, quindi non so se effettivamente quale sia la traduzione esatta di questa canzone. Comunque, questo lo posso dire. Allora, Alessio Enigma, ma nasciamo al cielo, non mi ha salutato, saluto il mio gruppo di wrestling Legend Stream Universe. Allora, grandissimo, spero di averlo letto bene innanzitutto. E ti saluto Alessio, mi devi scusare che non t'ho letto, pure avevo letto il tuo commento prima, e siete che stasera me l'hai segnato, quindi mi sono dimenticato. Vabbè. Comunque, Vale Catanzaro, ce lo voglio condividere con te e con tutti voi la mia grande gioia. Finalmente a gennaio andrò a vedere Alessandro Siani a teatro, coronando finalmente il mio sogno. Mi fa molto piacere, Valentina, questa cosa, perché penso che viene a Napoli, perché penso che sta a Napoli. Mi sembra di aver visto che sta un spettacolo Il Principe Abusivo a teatro, tipo all'Augusteo, non voglio stronzato, mi sembra che sia che a dicembre a gennaio appunto ci sta su spettacoli siani.
La Wallera del web, che è un altro che ci segue sempre il lunedì, che ha un nome inconfondibile. Buonasera a casa cadute, vi saluto a tutti quanti. Poi che bote fu scemo, però invece a volte è anche molto educato, e questo mi fa piacere. Dice Vale Canazza, sì, domenica sì, Domenico, è dal 2010 che combatto per il mio sogno. Sta parlando sempre con qualcun altro. Con Domenico Iaderosa, Caittesiani, giusto. Vabbè. Comunque, come si chiama? Chissà. Alfri Channel, c'erano idee nuove, idee per nuovi video, sì. Proprio in Dusty World mi è venuta un'idea, pazziando, variando con Vicezzo, con Magnami, mi è venuta un'idea per fare una nuova parodia. E sono contento perché poi mi fa piacere di farla questa qua, perché è di una canzone, non vi dico quale, perché mi piace sempre fare sorpresa a me, è una canzone che a me mi piace assai, quindi a me. E poi quando pensavo a questo, cioè, mo apro una parentesi, ha notato che a me quando una canzone mi piace proprio tanto, ma non ce ne ci fa parodia. Questo perché dico questo? Perché a volte quando uno fa parodia, no? Forse non è il mio caso, perché non mai nessuno mi ha mai detto, ok, guardate che la canzone è difficile, però vedo che a volte quando fanno i parodie delle canzoni, magari sotto ai commenti, gli scrivono, guarda una canzone, ma perché? Ma invece, per esempio, io personalmente dico, quando mi faccio la parodia di una canzone, è perché mi piace, perché quella canzone mi piace così tanto che io voglio fare una parodia perché mi piace la musica, no? E quindi mi ispira a fare una parodia. Vabbè, comunque sto scrivendo, sto quasi finito di scriverla sta parodia, e penso che appena finisce la scriverò la giriamo pure, e non dovremmo, penso che non uscirà nemmeno tanto tardi, perché mo abbiamo risolto il fatto di montare video, che prima montava Vicenza, no? Che Vincenzo sarebbe questo amico mio che fa le riprese, no? Poi prima montava pure lui il video, faceva sia le riprese che montava il video, quindi ci vuole un sacco di tempo per far cazzi i video. Invece mo, essendo che Dream già qualcuno che ce li monta, allora diventa tutto un po' più semplice, noi ci siamo occupati solamente di Vincenzo delle riprese, io di scrivere la canzone e di fare le scene, no? Quindi alla fine non dovrebbe uscire chissà quando. Si esce un po' più tardi, solo perché poi capirete perché è un argomento che non meglio, cioè può uscire anche mo', però si esce fra un po' di tempo è ancora meglio, e poi capirete perché sto dicendo questa cosa. Chissà dove è biondo, addirittura biondo. A me biondo difficilmente mi chiamano biondo, che poi non sono biondo, sono castani, però il voto qui è biondo, è difficile ogni tanto. RN Video, attendiamo una nuova parodia, e da tanto che ormai non ne fai una. Guarda, tu pensi che tu non so, non lo so, è un mese che non faccio, ma ne manco, forse è passato un mese da quando non faccio una parodia, però è relativo, no? Il tuo tanto potrebbe essere veramente tanto per te, per me no, perché in un mese non è tantissimo. Vabbè, comunque. Gioco contro il Palermo, Gianni Omega, noi ragazzi mi ha ricordato Napoli con la chiuava contro Palermo, che sono squadre, Chievo e Palermo, sono squadre che diciamo, non grandi, no? Sono squadre abbastanza piccole, con le quali il Napoli tiene sempre problemi, no, a batterle, e quindi chissà si batte squadre piccole del Napoli, veramente quello è sempre stato un po' la cosa che il Napoli in questi anni riusciva a fare, a battere le squadre piccole, perché poi soddisfazione c'hanno molati che squadre rosse, però che squadre piccole facciamo sempre figure in mezzo. Quest'anno no, cioè quest'anno l'abbiamo fatto pure all'inizio, però stiamo prendendo una nuova piega, no? Di non fare le figure in mezzo con le piccole, quindi questo mi fa ben sperare, tornando al discorso che ho fatto lo scudetto. Vabbè. Comunque la Valle del Web, certo che sono educato, Fabrizio, posso concedermi uno sfogo, la voglio. A mamma Mark Marquez, a puttana, vabbè, quindi bene, vabbè, non sto a dire questa, ragazzi, mo te gratuito ed educato, mo ti mi stai dicendo di malaparola, la casa caru, e che cazzo, allora mi rimangio le parole. Scusate, voglio ha partorito un film appena all'Icmo Bastone che io leggo, devo andare un attimo indietro nei commenti perché allora il film si intitola Carlin Lee dall'MD con furore. Ecco qua. Carlin Lee, esperto di arti pezzottali e spacciatore di cascette di casato, un giorno New York con Addis gli chiede aiuto e si risponde attacco da stumanico e pelle cinese. Questa è un'altra delle sue, che Carlin Lee è il titolo, che penso sia una parodia di Bruce Lee, credo, non lo so, me lo dici tu. Vabbè. Alessio Enigma i Cerone tra 4 giorni in novembre riguardo il raduno a casetta. Allora, riguardo il raduno a casetta, me l'ha chiesto già qualcun altro, quello là che abbiamo rimandato per cause
il tempo, a causa di pioggia. Mo che è venuto sta settimana con furore, che siamo stati alla mostra d'oltremare per fare, che poi il video tra l'altro esce, lo tengo in Darin, non so, stiamo immagino a più abbasciato da me, no? C'ho qua il video diciamo, nuovo, no? Questo che abbiamo fatto con furore, il test della, come si chiama là, le coppie che abbiamo fatto che uscirà domani. Vabbè, tolto questo impegno, tra poco, tempo che mi arrepito perché è stato pure stancante questa cosa, è stato molto, siamo stati io in la mostra, ma non amico, veramente non passava mai. E ci siamo pure divertiti tra l'altro, però non giorni consecutivi là, a un certo punto nei male capo. E quindi dopo essermi ripigliata questa storia, ma comincio a pensare su fatti casette, perché comunque novembre credo che veramente sarà il mese dove finalmente usciamo a venire a casette, sperando che non piove, ma stavolta mi voglio capire tutti i siti meteo.com.it e cercare di fare una cosa più quanto più sicura possibile, perché là sono rimasto male prima, non so più di più a roba, tutto che lo butello. Vabbè. Comunque, Vale Catanzaro dice, c'è una cosa, si chiama Pittipool, no, è tornato, Pittipool, dovete sapere che fosse il senza capille, che parecchi confondono con Frank, ma non è Frank, ma è Pittipool, però si chiama Francesco e quindi per questo si confondeva la cosa. È stato in Sardegna 4 mesi, ma già ve l'avevo detto qualche volta, comunque è tornato da un mese forse, e quando ci sarà modo di, oppure la possibilità di fare un video con me, cioè con noi, non ci sarà problema. Io è cugino alla fine, quindi sta qua e io tengo, lo sento a portata di mano, no? Lo sento, quindi quando ci sarà qualche bel ruolo per lui, qualche bella cosa, oppure qualche candid, non lo so che scherzi mi sa figlia, ma fa, sarà il benvenuto. Gianni Omega Fabbrica, capisco la sorpresa, ma la parodia farla uscire entro Natale, non Pasqua prossima, no, Natale. No, anzi, guarda, da Gibbo Magico ti dice che è più veloce, ma chi ci monta i video, quindi alla fine, anzi, no, io voglio fare, volessi fare sta parodia, volessi fare stu periodo qua, stu mese, no, diciamo. Per Natale volessi fare qualcosa, perché poi Natale, sai, uno volessi fare qualche altra cosa, che poi già ho in mente, so che non è una cosa di Natale, però è una cosa che va fatta più o meno in quel periodo là. E poi volessi fare pure di cose, no? Comunque nonostante sia un periodo abbastanza sto tempo fa schifo e poi quando sto solo, no? Insomma, questo capita pure a voi. Uno di bozzare, mamma mia, spaccimi di tempo, non è ispirato tantissimo da questo tempo, qua sto solo invece non hai più l'idea, comunque nonostante questo comunque ci sono delle idee che piano piano usciranno e quindi poi le vedrete, allora aspetta un attimo magari perché ho risumato qualcosa. Michele Menna non mi salutato, Michele, no ti saluto ora, scusa, c'ero mette dell'endo perché mi mette delle. Stefano Masi, buonasera Fabbricaccio cocco per la vita tua, te la lasciando fatto lo portapizza che sapeva buono, sì, questo ormai vi ho spiegato tutte le vicende più clamorose di quando portava il pizza, ma perle di vita è troppo generiche, capito? Non mi viene in mente. Facciamo fuori un argomento, allora magari io mi ricordo di qualche episodio e ve lo racconto volentieri, però quando mi recite perle di vita, poi mai sta arrivato qualche cazzo che mi è successo, che mi è successo talmente tanti che poi alla fine non mi ricordo. Vabbè. Comunque, Lorenzo Calò, per chi non lo sapesse, il vice allenatore di Sarri ad Empoli, oggi lo è di Giampaolo, era l'ischitano Giovanni Martuscello, che è un esperto delle tue live sa benissimo chi ricorda questo nome. Ah sì, sì perché Pasqua, quando hai detto Martuscello mi hai fatto sapere a Pasquale, che stranamente stasera non ci sta, non lo vedo a Pasquale. Vabbè, comunque. Vincenzo e Lucia, noi sparagnamo sull'LMD, sull'educazione non badiamo a spese. Attenzione, guardate che fa. PS che sta felpe è a divisere la pompa e benzina nuova dell'MD, no, che se è una tuta che io non metterò mai perché me l'hanno regalata, non vi dico chi me l'ha regalata, e quindi essendo proprio un po' anni 90 sta tuta, diciamo inizio 2000 e non me la posso mettere fuori dalla casa perché veramente dici, ma che fa veramente a fatica fuori la pompa e benzina, quindi non me la metto, però me la metto in da casa, no, effettivamente. Essendo che quando faccio la live si vede sulla capo, non credevo si vedesse anche questa squallidità di questa tuta, quindi vabbè, scusatemi per questo abbigliamento, meglio il pigiama grigio topo, che è meglio così. Seconda live di seguito che mi vedo, Ricchie dice, mi fa piacere, Ricchie, però di un nome che fa schifo, mi fa piacere dire la live, ma ti cagno un nome. Vabbè,
andiamo avanti, no, chi è Instagram? Ah, ce lo conosci Tonino 1, sì, ne abbiamo parlato pure in qualche diretta, come no, non vedo i suoi video da un po', però veramente però veramente sì, lo conosco, perché mi vedeva i video e mi fa sempre divertire. Gianni Mega, raccontaci qualche episodio simpatico della mossa d'oltremare, vai. Diciamo che appena mi questa cosa me ne è venuto uno in mente, perché vabbè, lo racconto giusto perché questa è una cosa di Vincenzo, diciamo che sto compagno mio che viene che sta con me a fare ripresa, oh, ma voglio manco raccontare questa cosa perché guarda a finire sempre Vincenzo piglia collo, riesce a Vincenzo, poi si può prendere collo per delle cose che io scherzo, quindi è meglio che un po' racconto. Allora, chi è che sta? Vabbè, Michele Menna, lo voglio far leggere a Ceruno. Che cosa lo fa leggere? Lo so, è squallida. Che la battuta già la Gillette, ma ci fatti finire di nave rifiuta, a meno che scemo, non la vado a prendere giusto che. Michele Menna, tipo, il tuo cane si chiama Chuck perché se lo chiami si gira, perché se è una battuta che io vedo girare su Facebook ma saranno più di 3 anni, capi che gira. Vabbè, comunque. Stefano Masi Fabrici riracconta quando andassi a Londra da quegli amici che si facevano i bomboloni, qualcuno non lo ricorda, faccio cazzo, ma ricordo anche che l'era raccontato, sto fatto i bomboloni. Ma infatti è strano, perché questa cosa io non mi ricordo di averla raccontata, o forse sì, il fatto che si va a Londra, sì, sì, vabbè, fatto, ma no, è una cosa assurda, là, veramente. Io mo perché sono passati anni, ma è a capitare in una casa che veramente pareva un film blu, no? Un film cosa, là, dai Johnny Depp, c'è una casa di droga, e ha fatto una compagna di amici, passano che la settimana fu anche fortunato, perché secondo me che a Pilla l'avranno arrestato proprio la polizia londinese, saranno ancora in galera. Capita in questa casa la casa della droga, praticamente si vogliono che facevano faticavano durante il giorno, ognuno aveva il suo lavoro, poi la sera e le poste trasformavano in pusher e spacciavano sti cazzi di pasticche, sti cose così. Io non sapevo che ero andato a facciamo con amici in una situazione perché non vi dico come l'ero andata a trovare perché è tutto un bordello, eh. E comunque capita, mi sa che si ca e io non cioè si va poi a fianco, nelle case a fianco, se vedi case poi ovviamente anche dei altri pusher, non sono solo in da casa mia, lo stevi, ma stai pure in casa a fianco. E quindi poi si vedevano, il pomeriggio si incontravano, si fumavano il canto. Allora nemmeno idea se c'è un mancetto ne fumava, io non mai fumato, non so, sempre stato che non ho mai fumato, solo le sigarette all'epoca che non fumo più. Come c'è ne fumare un bombolone molto strano, perché dicevo una canna, no? Chissà che spaccismo se si va là di Madonna, come mi sono detto male riurna, comunque vedevi mostri, vedeva stanze che girava, vedeva. Ma cosa ci spiega? C'aveva una visione contorta della stanza, tipo puzzle, cioè tutto come un male capo, per Dio, cioè, pure che chissà, mo fosse scemo come fumare una canna, a capo si fosse, non lo so, una cosa proprio assurda. E non mi ricordo che raccontare questa cosa, comunque vabbè, fu una cosa marrone, proprio assurda. Vabbè. Comunque, vale Catanzaro, ci stava una canzone di Gigio che faceva i vag pazz pa carcioffolo, come no? I vag pazz pa carcioffolo, così che sto fa sta canzone, che poi a Gigione sono cresciuto con le canzoni di Gigione perché a me, non so se anche a voi è capitato, però a me quando ero piccolo, ma promuove poi, no? Quando mi capita di giorno con pacchi di canale stress, così io lo vedo perché un po' sarà per ridere, perché, e quindi le so alla fine che canzone dopo te le impari, no? Ciccione è forte, voglio. Vincenzo De Lucia, i pusher londinesi della tua storia spacciano la cioccolata scaduta e tu devi fumare i fratelli frase di nonno Peppe, no? Ma figurati che questa è una storia talmente di quel tempo è passata, a quanto chiuda quando è a Londra questa volta, posso dire 100 volte, però questa era una delle prime volte che andavo e saranno passate tipo, sto parlando di 10 anni fa forse, se non di più, e penso che all'MD non dico che non gestiva, ma può essere che non gestiva, cioè perlomeno qua a pianura fuori da me l'MD ancora non gestiva. L'MD l'ha riscoperta, l'hanno messo fuori a 2 mesi, tipo quando sarà stato tipo il 2000, ma no, forse 15 anni fa, però ero rumevo, non me ne accorgevo che c'era l'MD. Poi più o meno la mia passione per l'MD è nata tipo, che ne sa, 7-8 anni fa più o meno, vabbè. Comunque, Alfred Channel, cioè dove trove maggiore ispirazione per le parodie, dove trovi, giustamente, dove volevi scrivere Tesciuto trove, ma io sinceramente a NAC fa, no?
vabbè, poi non la tengo proprio l'ispirazione, di carità, cioè, e poi non la tengo proprio, a volte sì, perché magari una parola, basta una parola della canzone, che mi fa pensare a qualcosa della, non so, c'era qualcosa della vita mia più o meno, poi c'è che ci mette sempre qualcosa di abbastanza vero dentro, no? Dici, ma poi non lo dico, stanno pure parodie, per esempio, non so, c'è sceso mostro, per esempio, dove io acchiappo a killer in da chat, non mi è mai capitato di acchiappare un mostro in da chat, oppure male panza, pure non mi è mai capitato di coccopode, mi stavo cagando sotto, ma non è che mi... Però poi nelle parodie di dopo, più o meno, qualcosa di vero ci sta dentro, perché mi piace semplicemente mettere qualche argomento, perlomeno che se non è capitato a me, sicuramente è capitato a qualcun altro, questo mi piace un po' fare nelle parodie. Vabbè, l'ispirazione è una cosa che mi può venire sia da una parola, sia da un momento, che ne so, un momento mi hanno Bagnoli, no? Allora sai, ho fatto che un aspetto di Pullman, io per esempio è una cosa che veramente aspetto di Pullman, no? Veramente aspetto umana, e quindi è una cosa che vivo un po' su, cioè vivo avere vivo sulla mia pelle, no? E quindi da lì magari là mi piace da ispirazione alla vita mia, no? Voglio dire, poca parola di Vago Sparagnano, invece sì, Vago Sparagnano, sì, io avevo Vago Sparagnano, no? Però vabbè, non così come di Davaro, è un po' portare all'estremo, un modo di fare, no? E poi, poi mi ha fatto piacere quando ci fatto questa parodia che Spagna, che nei commenti leggevo, il pare proprio, si taggavano, no? Le persone si taggavano, dicevano, il pare proprio Pasquale, il è tale e quale Gigi, il su proprio quando... Allora, mi fa piacere perché, di cazzo, allora ci sono riuscito a far riconoscere proprio i modi di comportare, comunque facendo un discorso su Sambucena, meglio che me leggi i commenti, allora Stefano Masi, se dico Parodontax, come risponderesti? Sta ricordate che la pubblicità che facete, non che la pubblicità era difficile. Vale Catazzaro, mio padre quando ero piccolino in macchina aveva il CD, ma io stai dicendo ancora moto, in CD in macchina, però stiamo lì. Gianni Omega, comunque il giallo della felpa ti slancia. E fa ridere sto fatto che ti slancia, io solo wall, come slancia wall. Um, Antonio Mennilo, c'è lo sputo un po' con te, grande Antonio, mi fa piacere solamente leggere il tuo nome e sapere che tu stai in da diretta. Aspetta, la rete perché ci sono fatto nei commenti, sono arrivato all'improvviso a 100 lui che si dice ma ci sono dei corsi di specializzazione per parcheggiatore abusivo. A proposito che sto video che stavo pubblicando l'altro ieri e poi un ragazzo lo scarica la coppa a Facebook, comunque lo devo pubblicare di nuovo perché proprio me l'ha già visto, poi mi scordo, no? Talmente dei video che abbiamo fatto, che poi mi scordo dei video e poi devi pagare su io. Carecca, non sto leggendo la voglio fare già, no, questa già c'è battuta scema, cosa. Ti vuoi unire al Gigione Club, Valentina Catanzaro, sicuramente ci sarà un Gigione Club, tu sarai pariano, ma secondo me ci sta. No, che sono fatto sputondere già la celetta. Non so chi sta appiccicando Antonio chi debbi perché forse sta avendo come che non leggi i commenti, non lo so. Mark Fiss San fatto Mercedes, ma che sarà qualche canzone di Gigi, non lo so se qualche altra canzone di Gigi. Vabbè, comunque, non vedo che arrivano qui i commenti, non vorrei che si sia bloccata la live, vado un attimo a controllare perché mi può capire come sempre che sto solo lì a parlare a così come meno deficiente. No, non si è bloccata la live. Comunque siamo 30 spettatori, sta un po' calando le dirette. E ultimamente dice la verità, sta un po' calando. Non mi fa piacere questa cosa, però che fa? Sono momenti in cui si sta non so, qualcuno mi sta scendendo su Facebook, tengo paura. Ah, ecco qua. No, Sara, scusami, ti seguo semprissimo e resti sempre il migliore. Mi fa piacere che ti sia ricordato di me, ma sono bionda, vedi il fiore in mezzo, cioè, no, sai che sei proprio bionda, dici la verità. Io mi ricordo di te, non è che, cioè, mo pare che hai sofferto una figura in mezzo, perché non mi ricordo, ma tu sei bionda, ma comunque sei castana, più o meno, non è che sei bionda, di cose. Io bionda intendo tipo proprio i capelli gialli, no? Ma non hai i capelli proprio gialli, anzi, ma bravo, tu mi stai facendo i YouTube, ma io mi ricordo di te e tieni il lente, tieni i capelli castani, ma che fotografia. Eccola qua. No, mi sta una creatura che non sei tu, invece che è stata fotografia di un condizionatore umano. Vabbè, questo è bianco e nero, tipo sta fotografia buona.
Facebook mi c'è una vita, posso caricare una fotografia, boh, questa è bianca e nera, non sei manco quattro, non sei bionda, sai, non mi fa incazzare, sei, sei castana. Allora, ritorniamo sulla live, ma breve, allora, non si è bloccata, stanno a dormire, sì, no, penso, si dà dormito pure i commenti, perché a un certo punto ci si commenta, ci si sarà caduta la linea. Alessio Enigma, ho una data ufficiale, lo spin-off di Rocky, Creed, sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 novembre 2015, in attesa della data italiana. Allora, io ti dico pure una cosa a te, ho passato fatti Rocky, che io ho anche una sorpresa per te. Tu hai ricordato questa cosa, i Creed, questo nuovo film di Rocky che uscirà a gennaio, e io tengo pure una bella sorpresa per te, Alessio, però non te lo posso dire, ti accenno solo questa cosa qua. Angelo Muzzillo, c'era un moso arrivato, stavo facendo stampa un po' più maglietta da squadra mi da fotografia oggi e stampa un po' più maglietta da squadra no, non l'ho già vista questa cosa Angelo, mi fai una fotografia, non lo so, che forse non ho letto i messaggi allora mo che legge si stai pareando oppure stai dicendo la verità. Gianni Omega, comunque la live forse è meglio farla di martedì, fai un sondaggio su Facebook qua. Ma effettivamente l'ho detto prima, Gianni, non so, sono anche io molto in dubbio per questa cosa, però sai che sono affezionato pure l'Unri, ormai mi sono abituato, l'Unri poi è una nota moscia, è una nota che mi rompe il pallo, no? Perché poi non solo io, un po' tutti quanti, è una giornata noiosa, no? Che tu, lo sai, la sera, cosa bella, a metterlo là a fare la live, come stiamo facendo mo. Allora sai, però su fatti delle iene mette un po' questo dubbio. Ah, bocca, voglio vado dormito che messaggi in come ci faccio in coppa YouTube, vado in coppa Facebook. Ah, casa carrozza riuscì mezzo anno di annuale. Cioè, no, che mi viene da ridere perché sto prendendo come uscito coppa Facebook, che è una grande casa Caruti, io l'ho detto l'ho conosciuta alla fiera, alla fiera che è la cosa bella che è il suo fotografo, no? Io non lo so che lui mi sta ascoltando. Il fotografo e poi hanno cessi telefonini con fotografie bianche e nere, talmente che ho cesso, che fa le foto veramente che sembrano bianche e nere. Allora vorrei dire a una cosa a te, Enzo, che mi stai ascoltando, a cazzo tu non ci facci il telefono, veramente che è un telefono più brutto Rumi, che è difficile, è una cosa difficile da fare, perché veramente tengo cesso. Allora, andiamo di nuovo su YouTube a vedere, niente, voglio, come fa? I commenti non partono, no, partono però, partono, sono mica nei voglio, purtroppo sono mica su danni giocate. Lorenzo Calo dice, mentre ti stavo cercando al Comic Con a maggio, io ho visto dei ragazzi sempre lì al Comic Con, uno dei quali aveva in mano la busta dell'MD e io ci ho detto, scusate, la caccia al tesoro Case Carute è qua. Loro hanno riso e io ho detto, pensavo che stesse aspettando Cerone dalla busta dell'MD. Allora hanno esclamato, ah, capito, vi fate una figura in merda in pratica, ho capito questo. Bello Comic Con, mi ricordo appena Gillette Comic Con mi è venuto in mente tutto, che erano delle belle giornate solari, poi fa capire a me quanto mi manca il sole a volte, no? Mamma mia, quando io ho l'inverno uscito, visto fatto che non so, si fatto l'ora legale, si fatto che abbiamo scuro notte prima, cioè è una cosa che odio. Vabbè, comunque Domix dice, gli spettatori sono pochi, ma conta che ci sono, anche quelli che non sono registrati su YouTube e quindi non vengono conteggiati negli spettatori. No, questo non la sapevo questa cosa, che chi non è registrato da YouTube, quindi non vengono... Sì, può essere, hai detto una cosa che non ci avevo mai pensato. No, vabbè, di solito perché mi sembra una cinquantina e quindi ne ho visti 40, cioè ho visti 30, quindi... Vabbè, comunque Stefano Masi, proprio ricordi il Condes dei Pandellas, ecco, chi lo scorda? Kill Cambruglieren, vabbè, Bruglieren, secondo me tu sei un po' di Caserta, secondo me, perché io ho degli amici che dicono così, dicono Bruglieren, che sono di Caserta. Che pizza caruto, ma poi non ti hanno più fatto sapere nulla, ecco che significa Caserta per chi non lo sapesse. Sì, no, vabbè, forse tu non ne seguite, ma la storia è andata avanti, loro mi scrissero dopo un anno circa che si scusarono e tutto questo, io accettare le loro scuse, ma non tenevo più genio oramai di fare il video con loro perché per me non sono comportati bene. Raffesp Art si chiama. Fabri, sei riuscito a capire come arrivare ad Avellino? Io sì. Ci sta un autobus che parte da Napoli, Garibaldi, costa 5 euro, faccio cazzo, impiega un'ora. No, non sapevo, però è una cosa molto interessante questa qua di sapere come si arriva ad Avellino, perché mi ricordo là non sei un cazzo che diceva ma come ci si arriva a Avellino, no? Era un mio dubbio, quindi tu me l'hai tolto. Non fa piacere perché se uno veramente a Giovanni Avellino mi piglia o Pumanina.
a 5 euro. Andando a dirlo, i bei tempi di una volta è il comico, i soldi se ne volano dalla tasca, se ne volavano dalla tasca, perché se non volano i soldi? A me se ne sono volati, vabbè che io sono uno sparagnatore, però non se ne sono volati i soldi. Chi è? Adesso Enigma, se pensi che io mi sono fatto male, devi vedere come è ridotta la faccia dell'altro. L'MD che c'è, poi quando parte purtroppo Alessio Isserrochi non finisce più, il mio ring è la strada, questo sta citando tutte le frasi di Rocky. Andrea Mendillo, tiene ancora un Oki non, sì, no, quello là della pubblicità che facette, che capo non erano un Nokia, erano credo il telefono, un Alcatel era, che usai per fare quella pubblicità un Nokia non, là, che io veramente, c'è fu un periodo che voglio veramente un periodo triste della mia vita, più o meno, poi non è tanto tempo fa, saranno stati 3 anni fa più o meno, cioè io tenevo veramente quel telefono che mostro in quella pubblicità, che ha già fatto, il video in coppa a Facebook, che è un Alcatel vecchissimo, che praticamente cioè, non è come pochissimo successo questo qua, no? Però perlomeno touchscreen, no? Come un telefono di, tra virgolette, di ultima generazione. Invece chi è un telefono proprio che là, che tiene suonerie ancora polifoniche, che non tenevo touchscreen, cioè cose, non facevo fotografie, un cesso però. E addirittura si era rotta sto pezzo no? Che tu praticamente metti per coprire la batteria, si era rotto, no? Si era scassato che ho un po' di cazzevo combinate, comunque si manteneva, per non fa fuori, no? E per non far tenere la batteria fuori, io lo mantenevo con una cosa per i capelli che si mettono in femmina, per i capelli, quindi per farmi capire a che livello sì, però non ero, mi ricordo che all'epoca già quando tenevano i telefoni così, ecco, e io a me me ne fottevo proprio perché non volevo, all'epoca, mo invece non faccio stare senza telefono, ecco, però mi ricordo che non volevo avere internet sul telefono, non mi piace, dice, ma giù tengo a casa internet, anche oggi ne provo a passare il telefono. Quando oramai era dilagata la mania, no? E tenere un telefono con internet, un telefono che fa tutto i vuole cazzi, invece rimangono successi i telefoni che all'epoca facevi solo le telefonate e ne manca, perché già se sei scassando non telefonava manco più. Però veramente nel successo di telefono, che se ci penso un po' menario, però si buono, perché poi non facevo niente, ma non potevo mandare un messaggio, una telefonata, niente. Vabbè. Comunque, vabbè, chi è che? Andiamo annanzi, alcuni commenti, altri commenti, poi qua. Alfri Channel, cioè ci devi ancora rivelare il trucco che hai usato per aver toccato 100 tette in quel video. O non stai dicendo Africa, sì, poi per una casa caruto, te lo dico io a nome di chi lo starà pensando, pure perché chi segue la live del lunedì sa che io l'ho spiegato 100 volte su fatto, che poi alla fine non c'è niente da spiegare perché io per mezza via dicevo tranquillamente, mi fa tutti i tizi che fanno video, questo dicevo io in sostanza, e chi mi pigliava questo, chi diceva no, ma quando mai si pazzo, e chi invece si faceva tu qua. Quindi è tutto un fatto di probabilità, è stato, niente di più. Cioè, ma ci fatto il pack tanto perché comunque alla fine sono stati mesi per 2 mesi, 2 mesi e mezzo più o meno, quasi tutti i giorni, per un paio di ore al giorno per cercare di fare quel numero, no? Di 100, i 100 tizi che non erano, di 100 ragazze che non era facile, perché magari su 10 che ne fermavi, che ne so, una ti diceva no, sto dicendo come sta a Stefano Masetti, ti vedo poco depresso stasera, sarò tempo. No, non ti preoccupare, sto parlando un po' più muscio stasera, no? Non è che sto musci, sto parlando più muscio perché mo oggi sbatto, perché di solito mi sbatto sempre noto, che quando faccio il live sto sempre... No, sto calmo, tranquillo, sto molto rilassato stasera, questa è la... No, non sto come depresso, no? E si dicendo, su Fatrizzi, ne fermavo una decina, magari una mi diceva sì, quindi vedo quando ne ha già avuto fermare, poi ci fa, poi fa tu qua, parare il numero di 100 tizi, non è stato facile. Oggi sta anche Marco Bove, grandissimo, fa molto piacere, grandissima Felligliavo, che buonasera, lui mi chiama sempre così e io lo voglio bene perché tu dici come quindi chiamo Felligliavo che tu vuoi bene, no? È che il suo Felligliavo che questo è il suo saluto, che sempre così mi saluta, quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Marco Bove, che il bot sapeva sempre non sapeva più, però mi fa piacere che stasera c'è. Chissà a fine ha fatto Marco Bove, non so, secondo me se mi sa fa muro, non so, ho questo dubbio, perché di prima si vede un po' che tutti i a Facebook, sai, se non si mette a fare muro all'inizio, poi lascia un po' il web, dice. Alicmo Bassone, che se ne film, attenzione, Carlinulk, Roberto Carliner, che poi non so chi si chiama Carliner,
vabbè, passerà con dolore di pusteggio fuori all'MD a pezzotteroe quando si trasforma in Carlin Hulk, buffate i muscoli e Young e Nero con Manut Cao e pronta a ma i morti fuori con Ade. Questo me lo sono immaginato pure. Anut, che mi fa arrivare pure Anut Cao, che a volte la dimentico, che è quest'altra cioccolata sempre dell'MD, anche se ultimamente non la vedo nell'MD, però l'ho scoperta lì nell'MD, che poi è una cioccolata di nocciole, cioè quindi se mi sbaglio è proprio bianca come cioccolata, non è bianca e nera come la cioccolata, è proprio bianca. E è proprio buona, cioè è proprio buona. L'unica cosa è che è troppo dolce e quindi lui tre cucciaine, no, vabbè, però è molto buona, se te ne mangi poca è fatta bene. Crema di nocciole, come proprio, o di arachidi, una cosa che so. Vabbè. Vincenzo e Lucia, per la centesima live voglio una live con Alick Mubassone a fianco a te, ma veramente sarebbe un onore, ma io non so, voi sapete che io non so chi è Alick Mubassone, io non sono convinto che è uno di noi, no? È uno che sta a mese, che non so chi possa essere, però tengo un po' la curiosità di sapere chi è, però non so perché io non lo voglio sapere, sono uno di quelli che non può sapere mai l'identità nascosta di qualcuno, sai, di solito quando vede, cioè, per esempio in dei film, no? Cosa ci si vede Superman, Batman, Spider-Man, tu quando vogliono sapere chi è, a me non è mai fottuto, ma ci dico cazzo, no, io penso, sono un tipo proprio così, no? Cioè mi faccio i fatti miei, dico, ma sì, non so fare, ma perché ama c'ha a rompere il palla a chi allora sembra anche Allico Passone c'ha questa sua identità ma qua tranquillo così si dice ma quindi lo vedo difficile che si può venire a fare live a meno che bene con una maschera in faccia questo voglio dire. Vabbè, comunque Alessia Enigma magari se lo pensi e credi che Roberto Carlino lo incontrerai è finita si dice alla fine citando Rocky lui ovviamente no, io Roberto Carlini da Gicetà più passa il tempo e più ti dirò, guarda, io sono purtroppo perdo le speranze dell'incontrarlo perché purtroppo poi io c'ho veramente uno staccio, un qualcosa, non so, ha già aspettato che forse fan, come si chiama là? Come si chiama il programma? C'è posta per te, bravo, c'è posta per te. Quando rifaranno c'è posta per te, diciamo, potresti scrivere una bella lettera a Maria De Filippi, no? Dove dico perché che cazzo di là ci incontrano i propri idoli ecco io gli vorrei proporre ma forse già l'avrò detto in qualche live di incontrare Roberto Carri quindi magari quando rifanno quella trasmissione lo scriverò a Maria De Filippi e prima si fanno incontrare Roberto Carri perché la vedo una delle uniche speranze che ho a meno che una GA a Roma e la GA Sucula Antonio parlate di Nutella, c'ho con tutte cose, ma non sono a meglio io che non mi piace non mi mangio facete un po' che dieta e sparagnate pure, grande, questo sì, è uno sparagno un po' estremo, però come fanno piace la Nutella, ecco, per esempio è una cosa molto strana. Cioè, io ho conosciuto, non sei la prima, per esempio mia moglie non ci piace la cioccolata, penso, io non so come faccio, anche a lei non gli piace la Nutella, e nemmeno la cioccolato ovviamente, e sì, si sparagna, però, come ci fa capire, sono cose boh, non sarebbe quando dice che mondo sarebbe senza Choconut, che dice così, il mondo sarebbe senza Choconut, veramente io li capisco, perché veramente la squadra è buona, io non so come si faccia a non piacere, vabbè. Comunque Stefano Masi, hai sentito il fatto del canone Rai che sale nella bolletta della luce del 2016, che ne pensi? No, penso che questi figli e Bucchini potevano fare solo in questa maniera per farci pagare il canone della Rai, perché quando era la Rai, voglio, ma non lo so, però perlomeno a casa mia ma non, è, cioè, non si è mai parlato, no? Ma non solo a casa mia, proprio mi ricordo questa è una cosa proprio atavica, nel senso che pure mia nonna proprio, cioè noi siamo cresciuti proprio con queste, per esempio cosa facciamo quando eravamo piccirilli, penso a tutti quanti, no? Dicevano non accettare le caramelle dagli sconosciuti, non fate le cucchie meglio di te, e altre frasi del genere. È una frase che a me proprio ci dicevano quando ero piccoli era proprio non rapida a porta a nessuno, non rispondete a citofono a nessuno perché chi lo potesse essere di là lo canone della RAI, che si piglia una televisione, addirittura poi c'erano queste fantasie della nonna, no? Che diceva, questo fatto della nonna poi è stato tramandato a mia mamma, che poi quando ero vicino mi diceva si stronzato, no? In pratica mi diceva, mi va sta accorto perché sennò bussava qualcuno e si piava la televisione perché noi non pagavamo il canone della RAI, comunque si è stato e quest'uomo del canone della RAI che potevano essere piava la televisione, quindi proprio quando il cinema aveva la televisione, quindi era in un incubo. E
E qui che ritornare al discorso, io credevo, cioè credo che chi si potevano fare solamente a così perché stiamo stucando nella Rai e quando cazzo l'avevano si sotto. Anche se poi ho notato con l'avvento di Facebook che qualcuno upavo quando era Rai, cioè una cosa che mi fa ridere, che io upavo quando era Rai, cioè io per non sapere nemmeno come si paga il canone della Rai, cioè proprio non so se è un bollettino, mi pare, perché poi poi la pubblicità forse con un bollettino si paga il canone della Rai, vabbè, oh. Allora, Vincenzo e Lucia, io quando vado all'MD non vado a spese, ci tengo alla qualità. Ma tu sei un grande Vincenzo De Lucia e vabbè. Vincenzo De Lucia dice: ma sono andato a un momento. Fatti lucchi e meglio te e faccia spesa all'MD. Detti popolari sono infallibili. Questo secondo me l'ha già pure scritto a Facebook sta cosa perché è vera. Che mondo sarebbe senza Cerrone? Chissà, da shit. Gianni Omega fa prima nella canzone della Tug Life ha fatto pezzotto lo coupon, lo groupon, insomma. Ho consegnato il coupon di un altro locale. Hai consegnato il coupon di un altro locale, cazzo di chiude a cercare. Però non è vero, perché chi è un groupon in una cosa sì, che capito, perché effettivamente la linguatura va stretta a stretta, quindi se tu fermi l'immagine leggi che è nato locale, in effetti è vero. Sì, è vero, hai ragione. Bagarete perché ha risultato i commenti. Maricia Arai non mi Maric Arai non mi voglio vedere, quindi ma con puro lo va. Ma poi, allora, Marco Bove, o vicino, ma serie sbagliata Pavazza, ma fatica a socolare, non so questa discussione che state facendo fra di voi, non l'ho seguita, devo andare in Comunque Mario Merolla, c'è lui, salutami a freno a mano che sta a tavola, grandissimo Mario Merolla, che sarebbe, cioè, non mi ricordo se è tua sorella o tua cognata che mi è venuta a salutare alla fila di tutto sposi, catena una rasata, che veramente sembra un freno a mano. Che cazzo sta vogliono che tu dici una cosa magari fa ridere, non lo so, e si smette a ridere e fa sta risata così come una finisce giù, c'ha queste risate che poi qualcuno ha già, c'è sta sempre qualcuno che pensa questo tipo di risata, ma era parecchio che non ne incontravo una così e lei ce l'ha proprio così, sta risata così canza fermi più la do da cominciare in fine d'otto ma non la finivo più. Vado indietro ancora nei commenti. Allora, no, questa è la Gillette. Vince sbagliato. Giustamente dice Vincenzo De Lucia. Stavo leggendo una discussione che avete fatto. Dice Antonio Sparagno non è mai guaragna. Risponde Antonio Vendillo. Vince hai sbagliato live allora perché effettivamente aveva ragione Antonio. Che se è una live che sono correre lo Sparagno, quindi è la live proprio dello Sparagno. Michele Menna, c'è una cosa pensi il ritorno dal futuro 21 ottobre 2015, voglio tutto quello che volete voi, sarò pure non mi dicete niente, ma a me mi passa anche un cazzo, no, ma scusatemi, perché poi pare che sto fatto che cioè, non lo so, sto fatto 21 dicembre è stato visto come un avvenimento, ma chi fai scima me ne fotte a me, che ha fatto un film 20 anni fa che io vedevo, ho sempre visto Ritorno al futuro, però c'è stato a me quando sta queste cose troppo pompate, troppo a me, ma che scim tenga su a chi la scritto 21 ottobre 2015, e oggi è 21 ottobre, ma che rece, non lo so, non ci vedo questo entusiasmo o passi cose, non mi dici niente, sì, qualcuno di voi ha pubblicato qualcosa a Facebook, ma sangue cazzo, vabbè, comunque Domenico De Rosa, accompagnami quando ride paragati tu fino a mare. Ha scritto Domenico De Rosa, ha scritto fino a mano, al freno a mare. Tony Stell, Tony ti chiamerò. C'è un so cazzo che su nome nelle impostazioni della mamma di YouTube. Mi perdono, hai ragione. Quella volta la mamma di YouTube non ti fa cambiare impostazione, è vero. Allora Menillo, voglio sapere anche io cosa pensi di me. Bello sto fatto, che mo pure là, c'ero che ne pensi di me. Da chi ti voto cominciare? Allora, Mario Merolla. Che già pensi di Mario Merolla? Ma chi te no, ma chi te sa? Cioè, non lo so, che già pensiamo, metti in difficoltà. Antonio Mennillo ti posso dire giusto pare volte che posso pensare di Antonio Mennillo che prima si come di capello biondo non è vero mo c'è a Rossi c'è il ciuffo rosso pure sta bene mi piace Antonio Mennillo mi piace il suo look questo posso dire di te e poi mi piace Antonio Mennillo ma già c'è la città Antonio Mennillo che è molto sta buono che i maschi no? Mi piace questa cosa delle ragazze ma stanno bene con i maschi nel senso che non è che è mascolone perché è una bella voglio però
ci piace c'è parole, ci piace, no? Cioè, non è che la vogliono la pipì, sai, che tu dici una cosa e che la si schifa, perché a volte ci sono queste persone così, che a me mi hanno un po' d'accordo, che poi a me mi vola una mala parola, una parlata, poi parlo sempre una ecco. Quindi non mi piace persone sotto naso, non è che non mi piace, non ci siamo d'accordo, non vanno d'accordo con me. Antonio non è una di quelle, quindi questo lo posso dire. Stefano Masi, ti manca la bronzatura color oro e le infradito molto, molto. Le infradito chissà non me l'ha visto perché? Perché quando metti l'infradito, tu quando ma sta sempre l'infradito, ma io si infradito, ma ci mi si ciò, ma si fa che mi rompono cazzo, 3 ore, ma parlo infradito, allora però la bronzatura mi manca molto perché chissà, l'ho lasciata prima. E di solito a me quando è l'estate, no? A me piace molto abbronzarmi perché poi ovviamente essendo figlio di Carlino devo anche mantenere una certa abbronzatura e io ma come ci abbronza già prima dell'estate perché mi piace quel sole a me per esempio di marzo, mi piace il sole di aprile, maggio, a roppo poi comincia a diventare un sole caldissimo e mi rompo un cazzo, che poi è difficile stare al sole. Chissà no, ci ho lasciato un poco prima, l'abbronzatura infatti mi sono sbiancato un poco prima perché mi rompevo cazzo il momento, vabbè. Magari perché vi state commentando buona, quando ne arriva un commento poi ne arrivano 100 una redanata aspetta allora c'ero Alfri Channel c'ero perché in estate non ti apri un bel lido MD con te come animatore bello fosse bella questa idea un MD un punto diciamo di vendita dell'MD coppa una spiaggia con me come animatore sarebbe una bella idea ma parla sempre con i vertici dell'MD per queste idee. Vincenzo De Lucia, voglio, ma stasera non ci sono novità di Nunzia alla Sarturella e dica che mio cazzo, hai ragione, perché di solito ci sta Antonio Pellegrino con sua mamma Nunzia alla Sarturella che puntualmente saluto in ogni live perché loro seguono e stanno qua e caga mio cazzo ne manca, forse sarà la seconda live addirittura che caga mio cazzo non chiama, quindi non volesse preoccupare. Comunque se la prossima non ci stanno chiameremo chi l'ha visto. Lorenzo Calò, domenica sono andato al negozio dei cinesi a Via Diocleziano, lo conosco perché poi diceva lui. In chat ti ho mandato le foto di 2 pezzotti divertenti. Nel momento in cui facevo foto, la commissione mi ha detto tu fa le foto. Poi ho risposto per non farla arrabbiare, no, sempre in quel negozio c'era, ha risposto no. Vabbè, sempre in quel negozio c'era un pezzotto che mi piaceva tanto, ma purtroppo la stessa come ha ripreso di non puoi fare le foto. Il pezzotto in questione erano i rossetti Cost, quando in realtà ti fanno sparagnare una cassaforte e Sword. No, ci credo a questa cosa qua. No, già vedrai ancora il messaggio che mi hai mandato. Sono curioso, dopo me lo vado a vedere. Il Sabba, non riesco mai a seguirti in live, ma le vedo sempre dopo. Sei un grande cielo, mi godo questo finale di live. Ti voglio bene, Sabba. E mi fa piacere che stasera sei in diretta perché ti bilarop. Ma io mi fa piacere pure che ti bilarop in live. A me mi fa piacere chiunque se le vede dopo, prima. Basta che stacca come dice la ritengo una cosa, mi fa piacere queste volevo dire. Alex Stabise, sono puntualissimo e Fabri, sì, 10:30, che fa poco finimo. Buonasera a tutti e soprattutto a te Fabri, tutto bene? Che dici? PS su una casa caduta, staccia, no, mando qua, ma figura di Alex, sei sempre una casa caduta, mica perché sono stasera, perché hai fatto allora Menillo, ma dai, un giorno alla settimana possiamo fare le Vrenzole, no, ma ti penso che uno non è che ha da essere Vrenza, perché però penso che un attimo di vrenzolità, no? Una percentuale di vrenzolitaggine, là dobbiamo avere chiunque la deve avere, no? Non è che può essere sempre un vrinzolo, oppure può essere sempre un parlo tutto così, cioè, ci deve essere sempre un po' di equilibrio. Michele Minna, c'è cosa pensi di vegani che non mangiano niente? Ma io sinceramente non penso niente dei vegani perché mi va sfango cazzo anche di loro. Detto proprio così, perché a me cazzo mi fotte loro. Vale Catanzaro, Antonio, compriamoci la casa vicina e ogni giorno alle 8 di mattina ci allucchiamo dalla finestra. Un caffè pronto, signora. Sì, per cui ci mi ci stanno le differenze così. Ma non solo le frenzole alluccano, perché pure i tempi certi signori che gridano, ma non sono frenzole, alluccano. A me mi spostano più quello che alluccano che le vere frenzole. Chi è? Stefano Masi, episodio divertente Fiore e merda al ristorante. Vaga a lavare e caccavel. Vaga a lavare e caccavel si non vene. Ma non ci capisci se stai dicendo qualche episodio che ho già raccontato, ma stai dicendo tu, mi stai dando un input per raccontare qualcosa
dei ristoranti. No, al ristorante sì, ha aggiunto un episodio abbastanza, ma forse ve lo racconto, non mi ricordo, che poi dico, quindi mi sfugge. Vabbè, con una volta stavo lavorando nel ristorante di mio cognato, mio ex cognato, l'ex marito di mia moglie, che aveva questo ristorante allo stesso ristorante a Rodino, chiamo sto posto appunto comunque tipo via dei Mille, quelli posti là. In pratica facevo cameriere, mi rompevo cazzi, che poi immagino sempre caga tu cazzi, fa sti lavori tipo cameriere, lava piatti, sono sempre stati lavori che non mi sono mai piaciuti. E, e comunque stavo là e stavo facendo, stavo a stavo, come si dice, stavo apparando i tavoli, stavo apparecchiando i tavoli, apparecchiavo i tavoli fuori, che stavano, quello c'aveva la sala interna e la sala esterna. Comunque tra si esciva in questo ristorante. In pratica ci stava una porta di vetro che si chiudeva, questa porta di vetro automatica che si chiudeva. Non era automatico, però si chiudeva, qualcuno pigliava e la chiudeva. No? Io comunque te la si usciva, quindi stava aperta questa porta. Non so chi me la chiuse questa porta, e mi ricordo questa giornata stava pure la partita di Napoli, non so quale partita, non mi ricordo chi stava parlando in anni fa. Comunque pigliava belle posti, si va a scena in questo ristorante, chiava una capata, voglio, ma da credere, ma una capata, ma a livello proprio, cioè io il vetro non lo vidi, cioè per me vai sempre ritmo, non c'era ma voglio proprio ucrania, proprio bam, una craniata forte proprio, cioè convinto di me, sai, poi io volevo bucchinare perché nei primi giorni fare andare su questo, volevo bucchinare vicino a Canada, ma volevo tipo veloce, no? Che apparecchiavi tavola sempre, e quindi c'aveva una certa velocità tra una, poi c'aveva una capata in su vetro, voglio, ma memorabile, proprio, cioè, proprio, ma proprio c'aveva proprio un teschio, proprio un teschio, proprio se ingiummava talmente del trauma, no? Della cosa che ancora non era capito che era chiamata una capata in due vetro, perché era talmente limpido quel vetro, pulito come non mai, che non era capito che era chiamata una capata. E si va così, ancora traumatizzato. Pensavo addirittura in da capa mia, ebbi il tempo di pensare che era stato qualche tifoso della squadra avversaria, diciamo, un Napoli, un Napoli contro la Juve, non lo so, un Milano, era passato qualche tifoso del Milan, qualche tifoso pure del Napoli, che era, sai, che là, che mi richiamava una mazza in capo, non so, c'avevo questa, perché in quella giornata passavano proprio questi tifosi fuori dal ristorante, allora ci sai, questi cari teste magici, sai, più di sciappa annanzata, ne sa, ciò Chris, che ne sa, con queste belle buone, io convinto che era passato uno e mi aveva richiamato un manganello in capo, no? Era come... Invece poi a capire che gli aveva capato in due vetri. Comunque fu una cosa assurda, e tu quando arrivi ovviamente, perché quando gli avevano capato in due vetri tutti ridono, e mi ricordo che rimase proprio questo segno della testa, sai quando tu sporco vetro, no? Rimane quello l'unto della testa vicino al vetro, e io mi ricordo che volevo pluzzare perché volevo pluzzare e diceva che non pluzzare perché c'è da fare a sordo, mi ricordo, volevo fare questo e la capa di due vetro, vabbè, come una cosa assurda. Vabbè. Comunque Stefano Masi, grazie Fabio, muovono pozzi a lunedì prossimo, a posto, da già alcuna sta cosa, che non so se avevo raccontato già qualche altra volta, ma che aveva una capata veramente forte. Vabbè, Cerrone, hai mai cercato il tuo nome su Google? Vedi che mi esce una casa caduta, credo di averlo fatto. Alessio Enigma, hai mai pensato di fare un figlio, un cerroncino che impari la cultura, lo pezzotto, lo sparagna? No, sinceramente sì, ogni tanto ci penso, ma non è il momento. Tuo cognato, l'ex marito di tua moglie, scusa, oggi sbagliato, di mia sorella, volevo dire, forse Francesco Troiano, ce lo sta diventando un campione, a casa caduto a Londra, pensa che in casa se ne sta cadendo il soffitto in cucina, mi dispiace il fatto che sta cadendo il soffitto, anche l'umidità di Londra che contribuisce a questa cosa qua. Ma Catanzaro ha sbagliato, voleva dire l'ex marito di sua sorella, sicuramente sì, hai ragione, cosa ha sbagliato, l'ex marito di mia moglie, figurate che casa caruta, chissà che cosa stavate pensando voi, ti sta sposata da uno che già si era sposato, no, non è così. Adesso Enigma, hai pensato, ho fatto un figlio, no, Vale Catanzaro dice non è sicuro Gianni Ossai che Cerrone è una casa caruta, ma scusate perché ho sbagliato ho sbagliato una cosa che mi aveva fatto distrarre dal proseguio del racconto, che giustamente si dica l'ex marito di mia moglie, che hai praticamente un ristorante l'ex marito di mia moglie, veramente è una cosa abbastanza strana. Allora, infatti, Gianni Omega,
te dici che troviamo c'è Roma, non tanto sulla domanda voglio ma potremmo vedere la moglie, a parte che non ci sta, e poi ma perché avrei sta un anno, sta live che è una cosa, ho detto che fai di cazzo su questo voglio dire. Mia moglie la puoi vedere ogni tanto che scende nei video, no? Perché per esempio l'ultimo video va che Sparagnano, io mi rompo un bacio questa, all'ultima scena proprio del video, quindi che è mia moglie, anche se comunque è comparsa già in qualche altro video un po' più vecchio. Vabbè, comunque oggi sono fatte alle 22:35 e quindi tra poco ciniamo. Vincenzo De Lucia, dopo quello che hai combinato tra capate nel ristorante e pizze scudate in pizzeria, mi capite che il tuo futuro è nella ristorazione. No, guardi, io l'ho sempre, molto giustamente, una battuta, però ho sempre odiato proprio il settore della ristorazione. Sarà perché è uno dei primi lavori che tu fai quando sei piccirillo, che tu non capisci niente, e quindi la prima cosa va a fuoco cameriere, va a fuoco cameriere. E oggi ho fatto cameriere quando ero più piccolo, no? E quando ivo ancora a scuola, perché mi servivano i soldi, volevo i soldi, no? Volevo accattare un quazzone, una maglietta, e quindi va a fuoco cameriere, madonna, mi voglio mai, perché sono passati anni, ma secondo me veramente ci stanno un sacco di episodi che potessi raccontare quando facevo cameriere, perché ero imbacciato, mi sfastreava, ero piccolo, facevo tutto, insomma, combinavo solo guai. Alex Stabi, se vuoi Fabri sabato quando vennero Raff e Checco Caruso a casa della madre per mettere la musica è uscita una canzone che fa Casa Caruso e lì ovviamente abbiamo pensato a te, dicevamo Cerrone Casa Caruso, ma forse la canzone di Clementino che dice così, vabbè. Antonio Mendito, dopo la live che fai? Dai, facci sapere un po' le tue abitudini, voglio, ma io ero a live, sinceramente la campagna perché oggi non c'è, oggi è magnata, però poi oggi spuzzula da delle 7, perché poi mi fa stare mai una fame, no? Ti deve essere 7 stasera, mi è venuta sarà anche questo fatto dell'ora legale, che ci sballato un po' tutte le cose, che effettivamente alle 7 erano le 8 della settimana scorsa, e quindi mangi spuzzato pochi pane, mangi una merendita e baffa in bocca, mi è passato l'appetito, quindi poi se fanno i 9:30 dico, non mangio, e faccio la diretta, dopodiché mi viene fame, no? Perché mo mi ha cominciato a venire fame e vado a mangiare, quindi questo vado a fare dopo, niente di particolare. Ma se c'è il magabri tutti chitaga, ma no, quello l'ha fatto ieri, perché mi stavo confondendo che oggi era lunedì, e quindi vabbè. Michele Minna, c'è chi personale del web stimi, personale, forse personalmente volevi scrivere, no, mi è venuto in mente subito il Pancio, per esempio, ma lo dico spesso perché è uno dei pochi che mi prende simpatico su internet quando vedo i suoi video, perché magari non è che fanno schiatti sai i video, qualcuno sì, qualcuno meno, però mi piace lui perché lo vedo molto simpatico come persona, perché è una persona che secondo me come nei video e anche nella vita reale, a differenza di molti che secondo me fanno a break e poi sono casa caruta. Chi è? Vale Catanzaro, Cacit, Cerrone lavorerà con Gordon Ramsay se si scrive così, sì, veramente proprio Gordon Ramsay ha già faticato. Mi fili il programma che il look non capa, chi là, io non, è una cosa che non riesco a capire perché un'azienda fa trattare talmente una chiave cioè no, è una cosa che proprio non riesco a capire. Il settore della ristorazione è così, è un po' come lo fanno vedere in televisione in questi programmi, un po' è vero, cioè se non peggio, che veramente uno e look non cava, è sempre stata una cosa che vanno i press, si chiamano, sbagliano piatti, sbagliano una cosa. A me mi è piaciuto questo fatto quando uno dà look non cava. Stefano Masi, Fabri, ti guardi mai le differite in diretta? Come no? Il voto me l'ha guardato, ma è una vita che non me le guardo. A volte sì, soprattutto le prime, perché sai, dicevo, ma non chissà che cazzo è gitto, chissà che cazzo come parlava, quindi a volte me le guardavo per vedere come dicevo, come parlavano, perché chissà che cazzo, no, la curiosità di vedere cosa dicevo. Angelo Muzzillo, secondo me invece della live dobbiamo fare un corso di italiano, ma sì, ma sicuramente non potrò essere io il professore di questo corso. Alex Stabisi, ma se dovessi esserci la fine del mondo e ti dovessi a fare una scelta tra, sapevo, questa è una domanda che speravo non mi facessero mai, comunque fare una scelta tra MD, Roberto Carlino e la medaglia Ragasa Caruto, cosa sceglieresti? Sicuramente se la giocherebbe l'MD Carlino, però forse avere Roberto Carlino, che comunque è lui il direttore immaginario, diciamo, dell'MD, quindi magari l'MD non lo salvo lui, che poi ricreerà di nuovo questa grande catena di discount a cui tutti siamo oramai fortemente legati. Allora, Vincenzo De Lucia, se qualcuno mi ha Luca Sangapi in cucina mentre sto faticando, ci chiama il suo buco a ciacio con un attimo, ma pure io, perché a me mi sembra fastidio
essere comandato, e quindi in di cucina, in di ristorante, si comandato ovviamente, e quindi a me non mi sta bene. Vale Catanzaro, il mio sogno è vedere Gordon Ramsay cucina con i prodotti LMD, ma fosse bello veramente un'associazione tra Gordon e LMD, sarebbe bella. Ma io 22,40 va già lasciare perché a parte stiamo parlando di cucine, ristoranti e cose, è inaccignato, e quindi mi sta avendo anche fame. E dopodiché, niente, voglio rimane scioviti di furore, quindi lo metto lo metto per la pagina, o magari fosse sulla pagina di furore, però lo condivido con profilo e cose. E, e niente, io che sei quanto. Poi ci vediamo lunedì, ci vediamo lunedì, si piace lunedì o martedì, non lo so, mo me lo faccio già pensare. E basta, che sei qua. No, poi saluto sempre quelli che si vedono la live in differita, la live, ci sono la live in differita, e che stai, voglio bene, ma non baci, ma che mangià, c'è il buttone per chiudere la live, perché sennò perché come mi è muscio, quindi per cercarlo non la posso chiudere subito. Io volessi fare quelle chiusure, ma ne posso fare perché c'è il buttone per chiudere. E vabbè, vai giù. Un bacione, è stato buono e alla prossima.